Ciao Ettore. Allora, adesso riprendiamo e con grande piacere che accanto a me c'è Maria De Marco, eccola qua. Buongiorno Ettore, buongiorno a tutti. Allora, io vorrei che Maria diventasse veramente un riferimento per molte delle donne che sono ormai abituate, che ogni mattina ascoltano RTC Targato Napoli. Maria fa tanto per le donne, raccontalo tu in breve così. Io faccio, come dire, metto la mia vita al servizio delle donne, penso che sia questo quello che va fatto, perché sono una di loro, perché penso che nella vita si debba difendere il valore di ognuna di noi. Allora, sul vostro televisore, non so dove l'abbiano messo, ma vorrei che Andrea, se il numero di Maria, in modo tale che Maria possa diventare veramente un riferimento immediato per donne che hanno bisogno di aiuto o che cercano una guida, insomma, che hanno bisogno di indicazioni precise. Se me lo mettete il numero di telefono mi fate un piacere enorme. Allora, però, stamattina vedete che accanto a noi ci sono una mamma e un papà. Adesso ve li presenta Maria e poi facciamo una chiacchierata. Sì, sono quello che volevo che voi incontrasse. Sono gli occhi e le emozioni del papà e della mamma di Stefania, un'altra come noi, un'altra di noi, una ragazza con la sua storia, con il suo amore, con i suoi figli, con i suoi dolori, le sue gioie. Quindi l'incarnazione, perché di quello di cui si parla spesso si perde il filo, si pensa che sia una storia inventata o una cosa di cui parla la televisione. La presenza qui della mamma e del papà di Stefania vuol dire esattamente questo, che c'è una vita reale, ci sono le storie e questa storia si è interrotta non per caso, non per un incidente, ma per una volontà assassina. Ma quello che conta è che c'era Stefania ed adesso ci sono i suoi figli, ci sono i suoi genitori che non la dimenticano e che non la fanno dimenticare e che stamattina sono qui esattamente per testimoniare che la vita continua, che qualcuno ha tolto la vita e che quella comunità di cui abbiamo parlato l'altra volta deve fare in modo non solo che non accada più, che chi ha sbagliato paghi e che non ci siano altre vittime, perché sempre e troppo spesso i bambini che rimangono diventano ulteriori vittime. Perché l'importanza di loro due qui con noi? Perché a volte si ha la sensazione che siano solo notizie, che il telegiornale fa passare e poi in quanto tali, in quanto notizie passano. E invece tutto resta, tutto va affrontato. E quello che vorremmo sentire oggi insieme, noi quattro e spero tanti altri quattro fuori, è che non è normale che sia normale, cioè non è normale che si consideri normale il conteggio delle donne vittime di violenza, perché non sono numeri ma sono storie e stamattina loro ci racconteranno di Stefania. Allora, la mamma si chiama Adriana, sì. Giusto? Signora, nel microfono la prego perché ci teniamo a sentire ogni sua parola, veramente, a non perdere niente. E il papà si chiama Luigi. Buongiorno. Ecco, innanzitutto, grazie assai. Grazie a voi. Anche a Luigi. Luigi, sentiti libero quando vuoi, quando ritieni che sia il momento di intervenire, L'emozione, capisci? Insomma. Avvicinati però. L'emozione, capisci, insomma. Appena posso dirò qualcosa pure io. È importante qualunque cosa, vedrai che poi saranno importanti anche i tuoi silenzi in certi momenti. Io sono convinto che quando si parlerà di Stefania qualcuno sicuramente capirà e chi era Stefania, perché Stefania era uno di loro, uno di noi, era una ragazza semplice diciamo Stefania è nata nella Scampia, poi Adriana vi dirà qualche cosa lei. Allora, Adriana, partiamo da un po' di tempo fa, ok? Quando sei diventata mamma, cioè quando...
30 anni fa, oggi 30 anni fa. 30 anni fa. Dove stavate a Scampia? Abitavamo nelle ville, Abitavate nelle ville. abitavamo nella Villa Celeste. Tu avevi già altri figli o Stefania? Sì, io avevo già una bambina di 6 anni Sì. e Stefania è nata per volere di Fabiana, perché Fabiana desiderava tanto una sorella. E noi per accontentarla Perché? chiedemmo alla cicogna di portargli Stefania. Perché l'avete chiamata Stefania? Così per scelta, diciamo, abbiamo fatto un sorteggio ed è uscito fuori Stefania. Stefania. Senti, che bambina era Stefania? Stefania, Stefania è sempre stata una bambina ribelle, però nel giusto. Stefania era determinata, Stefania era, voleva sempre portare avanti quello che, come diciamo, noi sparteva legge. Cioè lei non era, litigava, io ho fatto questo però perché? E dava sempre una giustificazione, ed era sempre una giustificazione esatta che poi mi confermavano anche le persone alle quali io andavo a chiedere spiegazioni. Tant'è che le maestre delle elementari mi dicevano lei diventerà una bravissima avvocata e Stefania aveva scelto di fare giurisprudenza e poi criminologia, però poi purtroppo non ci è riuscita perché insomma... Senti, a scuola andava bene. Bene, bene. Con le compagne di classe non aveva problemi. No, ma né con le compagne né con i professori, solo con un professore aveva preso un battibecco, però poi si erano capiti e la cosa era andata avanti, anzi era nato anche un bel rapporto di amicizia, però perché il professore diceva che Stefania non studiava, invece non era vero, il professore diceva che Stefania non faceva i compiti, invece non era vero, perché... Senti, voglio sapere una cosa, quali erano le passioni di Stefania? Cioè intendo dire al di là della scuola, quindi al di là della voglia di diventare avvocato. Stefania aveva tante passioni, Stefania faceva, tutto cominciava e tutto finiva. Non portava mai a termine Da quello cosa era incuriosita? Dalla musica, dallo sport? dal sociale, dal sociale. sì, dall'aiutare le persone, tant'è che lei ha fatto proprio il servizio civile proprio alla Caritas e lei si è data tanto per quelle persone, faceva in modo a chi andava a chiedere aiuto per un lavoro, lei tanto si accontentava quando gli trovava lavoro, se qualcuno andava che chiedeva, non so, anche il più semplice, il bastone per i vecchietti, lei tanto si arrendeva quando procurava quel bastone, insomma gli piaceva molto darsi per gli altri. Senti, ti voglio chiedere una cosa. Quando ti sei resa conto, quando vi siete resi conto che Stefania stava cominciando a diventare grande e quindi aveva un interesse per i primi amori, i primi ragazzini, le prime cotte? Ve la Sì, ricordate Stefania, la prima sì. volta di Stefania che Sì, vi ha... sì. O voi avete scoperto che c'era il primo amore? No, il allora, primo- ringraziando Dio, noi in casa siamo sempre stati chiari, aperte, liberi, non abbiamo mai avuto problemi di segreti e quant'altro. Noi con Stefania il primo amore l'ho avuto a 14 anni, non è... E ve lo raccontò lei? Sì. Che vi disse? Posso sapere che vi disse? Sì, lei disse, mamma, io sto uscendo, mamma, sabato io esco, esco con un amico mio, perché oggi si chiamano amici, no? Oggi non sono fidanzati, oggi sono amici. Logicamente io sempre con il batticuore, perché una ragazzina a 14 te lo faccio pure conoscere, va bene, io ho sempre voluto sapere con chi stavano, con chi uscivano, che persone fossero, perché era una cosa proprio mia, insomma, di tutti i genitori che hanno le figlie femmine, vogliono sapere a chi vanno incontro. E c'era questo ragazzino che, insomma, è andato avanti per un bel po', poi dopo ci sono state delle incomprensioni perché il primo amore, tu non devi fare questo e tu non devi fare quello, io sono per te, tu sei per me, si erano troppo intrecciati e io gli dicevo guarda, ognuno deve avere i suoi spazi, altrimenti verrà il momento in cui cercate i vostri spazi ed è troppo tardi e nascono i problemi e così è stato, insomma. Senti, tra poco insistiamo un attimo su quest'idea dell'amore, perché secondo me Stefania ce l'aveva un'idea dell'amore, no? Certo. All'inizio. Ecco. No, volevo chiedere voi, ma voi da quanti anni state insieme? 40 e 40 Dall'80, Luigi, un po' vicino al microfono, ma dal tu 1980. ad Adriana hai fatto la classica dichiarazione, sei stato a casa dal papà, dalla mamma. Ci siamo conosciuti su una festa, che una volta si facevano le feste in casa. Ah. E un amico che si venne a prendere un mio disco e io
per andarmela a prendere ho conosciuto lei. Ecco, e ti sei innamorato, hai persa capa, Luigi, subito, è stato colpo di fulmine, per cui bisognava dirlo alla famiglia, quindi sei andato Sì, no? sono andato dal padre, il padre, lei l'ha preparato, il padre, cosa va? Insomma. Come si usava Senti, insomma ai nostri tempi. E ti volevo chiedere una Usavo cosa, così. poiché l'amore è sempre cioè noi abbiamo l'idea dell'amore, e il più delle volte l'amore è sempre, no? La parola amore è scritta in questo cuore rosso, insomma abbiamo un'idea un po' da sognatori, Sì. e qualcuno lo incontra pure, questo amore Certo. da sogno. Poi in realtà l'amore noi ci confrontiamo con il quotidiano, con la vita che scorre, no? Tu hai capito che tipo di uomo avevi a fianco? Cioè lui che tipo di uomo è stato? Ma lui, Prima di diventare papà, eh, intendo dire. lui è sempre stato lui. Cioè lui in tanti anni non è mai cambiato. Lui è una persona dolce, una persona che se io gli chiedevo la luna, lui cercava di darmi la luna. Avete discusso? Sì, Prima dei Sempre, figli? Prima dei sempre, figli? sempre. Se fatti il grande fratello avessi vinto. No, ma io e lui Come finivano queste è discussioni? un continuo litigio tra me e E lui. come Un finiscono? paio di giorni che non ci parliamo e poi dopo basta un semplice sguardo, ma nemmeno non ci insomma. riusciamo a stare 2 giorni. No, Cioè, io dico vi- sempre l'amore non è bello se non è Vi litigarello. mettete in pausa per qualche ora. La verità è sì, comunque sì, non sì. siamo stati Poi mai chi è il litigati. primo? Chi va prima dall'altro? Lui viene da te. Lui è sempre, Ah, tu vabbè. vai da lui. Sì, vabbè, ma i segnali glieli mando io, lui è capace ed è bravo a coglierli. Ecco. E quindi... No, sapete perché vi sto facendo raccontare questa cosa? Perché per i figli, Noi siamo soprattutto, stati l'esempio per i nostri figli. no, è fondamentale Infatti, perché... ma i miei figli, scusami se ti Vai, interrompo, no, dimmi. le mie figlie dicevano sempre, noi ci auguriamo di incontrare un uomo che ci ami e ci rispetti come voi. Cioè loro ci hanno sempre preso ad esempio, loro dicevano sempre che io e lui quando ci guardiamo ci escono i cuoricini. Dice, mamma, io vorrei un uomo come Babbo, perché Babbo quando ti guarda escono i cuoricini e io voglio vedere in quell'uomo gli stessi cuoricini che... E io gli ho sempre detto... Sempre, Facciamo un po' attenzione a questa cosa perché non sempre è così. sempre sul discorso di Stefania, Stefania ha lasciato una lettera parlando di me e di lei, di come lei Avrebbe voluto. avrebbe voluto essere, o i figli come essere venuto a essere così. Insomma. Poi lei la dirà lei quando sarà il momento, che sicuramente io spero che andrà avanti per parecchio questa discussione, così capiranno chi subisce violenza e ne vuole parlare, anche se anonimo o quello che sia, noi stiamo qua, aspettiamo sempre qualcuno che ci scrive qualcosa, ne rispondiamo a tutti. Allora, Adriana, quindi l'esempio che aveva Stefania del vostro era l'esempio di una famiglia classica di 2 genitori che si vogliono bene, che stanno insieme da un sacco di tempo, che litigano come capita a tutti, che si prendono qualche pausa di qualche ora perché uno può cacapa da pure, insomma, pariano un momento, poi si ritorna insieme e quindi l'esempio era un esempio positivo. E lei che uomo cercava? Cioè, intendo dire, nella fase adolescenziale, quando ci sono le prime cotte, le prime cose, cioè aveva in testa una certa fisicità, un certo tipo di uomo che facesse un certo tipo di lavoro? Sì, allora, io sinceramente non te lo so dire perché essendo Stefania una ragazza quasi di 1,80 m, Sì. Quindi dal punto di vista fisico ci voleva... appunto penso che avrebbe voluto uno beh, vicino vai, a lui, vai, sì. che così non è stato. Ah, ok. Quello Perché che- succede? Adrià, succede sempre ma così. non so come definirlo, quello che l'ha ammazzato comunque era un poco più basso di lei. Poi il primo ragazzo così era 1,80 m, aveva gli stessi suoi ideali, la lotta libera, facevano karate insieme, insomma si confrontavano molto. Avevano tante idee insieme che volevano mettere, ecco, poi ritornando al discorso che siccome si erano troppo intrecciati tra di loro, poi si diventa un poco più adulti e quindi si cercano altre cose e nascono i problemi che poi hanno portato a stoppare questo primo fidanzamento e poi dopo insomma è subentrato. Ecco, è subentrato. L'avete conosciuto subito voi, questo signore? Allora, noi sempre, che come ho detto prima, chi entrava in casa mia doveva avere prima la carta d'identità e poi loro.
Cioè, perché noi siamo persone pulite, persone semplici, persone umili, persone oneste e quindi in casa mia non c'è spazio per l'incontrario. E io questo è quello che ho sempre detto alle mie figlie e ho sempre voluto che ciò avvenisse. E quindi non accettavo che in casa mia arrivasse qualcuno che non fosse della nostra stessa. Ognuno può scegliere le sue strade, Certo, logicamente, assolutamente quindi sì, certo. senza offendere niente, nessuno. certo. Quindi sì, l'abbiamo conosciuto, mamma, io ho conosciuto questa persona. Stefano, mamma, tu sei sicura di quello che stai facendo? No, mamma, ma noi adesso io andiamo a prendere solo un caffè, siamo amici. Lui cosa faceva? A dire suo, che poi si è rivelata una grandissima bugia, poi lui era un imprenditore, lui aveva un'impresa edile, diceva, ma noi non l'abbiamo mai visto, cioè uno che lavora, uno che ha un'impresa edile. E loro sono stati fidanzati per Sì, un sì, periodo? sì, Quanto è quasi, durato questo? ma quasi un annetto, insomma, una storia che andava avanti da un annetto, poi. E voi in quest'annetto con Stefania siete ritornati sull'argomento, che ne so, Certo, sempre, Perché- perché a me non è mai piaciuto dall'inizio. anche su Io- questa storia del lavoro, per esempio, sarà Sì. capitato, no? Beh, dopo 6 mesi tu ti rendi conto che se uno No, ha perché un lui lavoro... era molto furbo, sai perché? Perché lui aveva la moto, Sì. una bella macchina che lasci pensare che effettivamente lui facesse l'imprenditore, perché lui si reputava un imprenditore. Logicamente lui era l'imprenditore con le mani pulite, forse l'altro il lavoro lo faceva fare agli operai, forse come lui diceva, ma io non. Cioè all'inizio è stata tutta una farsa, era tutta una scena, era tutto. Non lo so, ma pure Stefania si è fatta ammaliare da questa cosa, perché poi Stefania, presa da tante novità, presa anche dalla maturità, perché poi parliamo di 19 anni, 14 a 19 sono 5 anni, 5 anni è un percorso di vita, insomma, che si cresce, si acquisiscono nuove sensazioni, nuovi modi di. Lei aveva 19 anni, lui quando si sono incontrati? Lui 21, 22, perché poi è poca la differenza di età, insomma, non è che è molta, quindi. E Quindi in realtà, scusatemi, la situazione era un po' strana perché Sì. nel senso che un ragazzo di 22 anni che dice di fare l'imprenditore, che gira con la bella moto, È perché le belle lui era macchine, il padre che era. quindi era il- Quindi è come se avesse ereditato la. E il padre lui non ce l'aveva? No, non no, ce l'ha? era morto il Quindi padre. lui aveva ereditato, Era diceva di aver questa ereditato cosa. questa Ma queste azienda. sono tutte chiacchiere che ha fatto lui, insomma, chiacchiere che ha detto lui. Noi non siamo mai riusciti a poter vedere se effettivamente fosse. E fosse Stefania vera. ci credeva? Stefania credeva, Era innamorata Stefania di lui. Stefania credeva in tutto quello che lui gli diceva. Stefania, perché lui è stato capace di come dire, di plagiare mia figlia in tutto, di fargli vedere la luna che luna non c'era, di fargli vedere il sole che sole non c'era. Le faceva dei regali? Sì, La portava a cena fuori? sì, sempre. Addirittura la richiesta di matrimonio gliel'ha fatto sulla Tour Eiffel a Parigi. Avevano una casa? No, lui abitava con il fratello perché aveva litigato con la mamma e quindi abitava con il fratello. Siete mai arrivati a un punto di rottura prima del matrimonio? Cioè nel senso, Sempre. a Era- dire per noi questa cosa stai sbagliando? Allora, io sono arrivata, infatti per quanto riguarda questa cosa, lui combatteva molto me, perché lui diceva che tua mamma non vuole che io sto con te, ma io a tua mamma non gliela darò vinta questa cosa, tu devi essere mia. Tu Ma sarai lei gliel'ha mia. detto, signora, a lui? Adriana, tu gliel'hai Sì, detto a lui? Sì, io ma infatti lui mi combatteva molto. Lui mi Luigi, mandava. tu ci hai parlato con lui? Chiaramente prima del matrimonio, prima che si sposassero. Io ho parlato con lui, io ho tentato di metterlo su una strada migliore, perché quando avevamo capito che lui era un nulla facente, non faceva niente, ho cercato di farlo prendere un posticino e l'ha rifiutato. L'ho aperto un bar e mi ha buttato dentro di 40.000 euro. E insomma, mi ha fatto tante di quelle cose che poi alla fine. Poi Perché lui- in questo bar lui non ci andava mai, giusto? No, se lo facevo io. Voi siete stati anche Cioè, chi d'amore ha visto- criminale, vero? Sì, si ha visto amore criminale. Certo. E quindi Perché questa capirà- storia del bar mi è rimasta sì. impressa. Perché Allora, noi, non so se loro hanno capito, noi stiamo parlando di Stefania Formicola,
Un l'abbiamo attimo, detto. certo. E allora, il bar però è arrivato poi quando loro Subito erano dopo, sì, già sì. sposati. Sì, sì, cioè prima Ma lui- ma c'è Io già tutta intendevo la- dire voi prima del matrimonio, prima che si sposassero, prima di Parigi, della Torre Eiffel, Sì, insomma, sì, ci sono stati. Allora, siete arrivati ad un punto di Lui, rottura allora, con vostra figlia, ci non con tengo a- lui. anche, Sì, a lui Questo intendo addirittura dire. il telefonino pretendeva che mia figlia aveva il telefonino sul tavolo acceso Sì. per sentire lui cosa dicevamo a mia figlia, se parlavamo male di lui. Ecco, ma tutte queste cose, vostra figlia come le traduceva? In grande amore, cioè lui mi ama moltissimo, sono i miei genitori che non capiscono di quanto bravo. lui sia innamorato di me. Questo Bravo. era? Sì, 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 ha colto nel segno. Sapete è che questo. succede sempre così? Sempre, sempre. Purtroppo, Sempre così. ma purtroppo la vittima... Cioè sono mamma e papà che non stanno Che con non me con quando me. io sto con lui. Quando poi... Perché io sto con lui e io posso sapere lui quanto mi ama. Mamma e papà non No. possono No, sapere infatti, sì. Ma quanto questa era mi ama. Stefania. Cioè Stefania dal... E posso sapere, io chiedo scusa se insisto, Adriana, che parole usavi? Perché è vero che in certi momenti, e Maria insegna in questo, in certi momenti tu puoi dire tutte le parole del mondo, ma non ci sta proprio niente da fa, perché la parola entra da una parte ed Sì. esce dall'altra. Ma Cioè, io quando sono sei arrivata- presa e tu ritieni che quell'uomo sia l'uomo della tua vita perché tu stai con lui e stai benissimo, perché lui ti fa sentire la regina sulla faccia della terra. Ma così È è questo. mamma che non vuole capire, è mamma che non sta con noi, è papà che non ci sta. Mamma, tu lo Cioè, sai, voglio e capire io che lo amo, io voglio ma stare tu con cosa lui. rispondevi a queste parole? Stefania, io dicevo, Stefania, mamma, fai attenzione, guarda che sono cose che non hanno senso, non è normale, ecco, giusta la normalità, non è normale che una persona, come prima cosa, lui gli aveva proibito di uscire con le amiche e non è normale. Gli aveva proibito addirittura di mettere gli occhiali da sole. Mia figlia non poteva mettere gli occhiali da sole. Io quando vedevo mia figlia in questo... E voglio sapere la sua risposta. Quando lei diceva, Adriana, Per lei era normale. che era- cosa era normale? Che un uomo non ti permetta di metterti gli Sì, occhiali da sole? sì. Era Mamma è normale? geloso, mamma è geloso. È geloso, è la sua gelosia che gli porta a fare questo, ma non è così. La gelosia non è amore, la gelosia non è il rispetto. Quindi la gelosia non- scusa era questa, mamma è geloso. è geloso, sì, mamma è geloso. Non ci posso fare niente, è geloso. Non ci posso fare niente. Io sto bene, lui mi dà quello che io cerco, lui mi dà... E Stefania era gelosa di lui? Sì, anche sì. E come Ma lo se- manifestava? Tu non devi fare questo e non devi fare questo. Tu non fai questo e tu non lo fai E nemmeno lui tu. faceva invece? No. Sì, qualche volta lui la sarà Vabbè, sentita, ma- poco, comunque. Cosa Cioè- diceva Stefania a lui che non doveva fare, per esempio? Per esempio, Stefania, lui stava sempre con il telefonino. Stefania, che devi fare con questo telefonino? Perché stai su Facebook? Perché stai su WhatsApp? Perché a lei gliel'aveva proibito. Quindi, come l'hai proibito a me, anche tu non lo devi fare. Dove vai? Devi uscire? Ma perché non esco io, non esci tu? Insomma, era questo continuo battibecco. Poi insomma stavano molto insieme, stavano tutta la giornata perché lui poi comunque alla fine non lavorando, il tempo lo passava con Stefania, Stefania stava sempre con lui. Anche se Ma stavano... Stefania studiava in quel periodo? Aveva già finito il diploma, però poi si doveva arruolare e stava aspettando che lo chiamassero E non lavorava in quel periodo? No, faceva dei lavori così, diciamo, fattuariamente, ma lavori sempre di volontariato, dopo scuola, insomma, queste E cose voi qua. non la invitavate a... Allora, in cuor nostro speravamo sempre che quella relazione finisse, perché sinceramente io sapevo che non era una relazione sana. È difficile da spiegare, solo chi ci sta dentro È tutto, capisce, allora, è tutto molto chiaro, Io cioè l'ho nel chiusa senso anche che... in casa, a chiave. Allora, sembra che io stia facendo, scusatemi, perdonatemi, perché delle volte uno dice ma che chiede? Perché prima io per esempio dicevo c'è un momento nella vita di certe donne dove le parole di nessuno servono, perché quando tu ritieni che le parole di mamma e papà siano completamente fuori binario, che siano inutili, pensa un po' alle parole di un'amica, no? Alle parole, che ne so, di una vecchia professoressa e roba varia. Ma io ho chiesto anche aiuto a queste persone Sì, affinché ma- facessero capire a mia figlia che era una cosa che non andava. Sì, ma non credo che No. in certi momenti possa essere utile qualcuno. Però io, che, insomma,
Niente, credo che c'è una cosa, una piccola cosa che semmai ti potrebbe aiutare in certi momenti, e sono le passioni, no? Le cose che ti piacciono proprio tantissimo. Ecco perché chiedevo, ma in quel periodo lei lavorava, cioè se no, Allora era lei, inutile, eh, ecco perché vi chiedevo prima cosa le piaceva, cioè cosa era la cosa che proprio ormai Stefania in quel periodo si era dato tutto a lui. Andava a portare i curriculum, diciamo, ma si metteva su internet per i curriculum, però lo faceva giusto forse perché ero io che diceva andiamo avanti, cerchiamo un cioè lavoro, fai fai qualcosa. qualche cosa. Allora lei forse per farmi vedere, ma già sapeva che quel qualcosa era una cosa invana, perché lui la bloccava, perché lui non voleva. Ci sto io, penso io a te. Insomma, si voleva sposare. Sì. Si sposano quando? Quando sa di essere incinta, perché? Perché c'è una conseguenza. Sempre perché io non volevo, sempre perché io stavo mettendo i ruoti, come si dice, i ferri i bastoni tra le ruote. E dicevo, io non te la do, Stefania non te la do, Stefania resta a casa, Stefania non fa la fine della ragazza in casa con i figli e quant'altro. Non è che sia una cosa che non debbano fare per l'amor di Dio, non voglio far arrivare un messaggio, però io sapevo che una volta che Stefania si sposava e aveva dei bambini, la sua vita finiva là, come così è stata. E comunque vabbè, poi è arrivato il bambino e tutta la nostra vita poi si è Si sono rivoluzionata. sposati in Si sono chiesa, sposati, sì, avete sì. fatto il matrimonio, Abbiamo quello... solo al comune, in chiesa poi lei si voleva sposare dopo che fosse nato il bambino e Nacque questo bimbo, giusto? nacque il nostro primo tesoro. Dove andarono a vivere? Per il primo anno hanno vissuto a casa mia, Sì. per il primo anno. Quindi voi per la prima volta Sì. vi siete trovati davanti a questo signore e avete capito orari, Noi pensavamo suppongo, che lui no? cambiasse, pensavamo che lui cambiasse, invece poi è andato a peggiorare. Ecco perché il papà faceva riferimento al bar, perché poi in una puntata di Amore Criminale si spiega molto bene, cioè nel momento in cui voi ve lo siete ritrovati in casa e avete cominciato a capire che quello che pensavate era poi la verità, Sì, e perché allora una persona che lavora, essendo lui un manovale, lui diceva stuccava, pittava, ma una volta a vederlo con i panni sporchi di lavoro. Ma che fai? Tu la mattina ti vesti come un signorino e torni a casa come un signorino? Non ho capito. Ma poi non portava mai soldi in casa. Cioè, stando con noi, e i noi... soldi dove questo bambino, questo primo bambino, Noi l'abbiamo voi, conosciuto. tutto voi, Tutto noi. tutto voi. E Stefania questo lo sapeva. Certo che lo sapeva. Poi decisero dopo un anno e mezzo, insomma, dalla nascita del bambino, decisero di prendere casa. Sì. Così prendiamo casa, creiamo la nostra famiglia con l'insistenza di mia figlia. Hanno... Posso tornare un attimo Sì. indietro? Quando Stefania eravate tutti a casa con il primo bimbo, voi pagavate tutte le spese e non c'era da parte loro, della loro famiglia, perché erano diventati un gruppo familiare, un piccolo aiuto da parte vostra. Stefania, normale? Era tutto normale? Cioè che voi due dovevate mantenere un nuovo gruppo familiare? Tutto normale era? No, per No. Stefania non era normale. Stefania si sentiva sempre umiliata, Stefania si sentiva sempre con noi. Io non avrei mai voluto che succedesse ciò. Quindi c'era il fatto che il marito poi, lei insisteva con il marito a lavorare, lui faceva dei lavori saltuari, cioè Saltuari, saltuari, gli bravo, portava qualche cosa. Oggi ho guadagnato questo. Cioè, Ho capito. allora, qualche volta gli ha fatto vedere che ha guadagnato qualche cosa. Sì. 3 giorni e quei soldi non si sono visti più. Non Sono abbiamo spariti, non sono- abbiamo mai saputo quei soldi. Ma è sparita anche la motocicletta, le macchine di gran lusso, è sparito No, se l'ha tutto? dovuto togliere perché non lo poteva più mantenere quelle cose, insomma. Ah, ok, quindi quelle cose sono state vendute, molto bene. E poi sono andati a vivere da soli? Sì. Perché la E casa là- l'avete presa voi? Sì. Sì, loro hanno preso casa, noi gli abbiamo anticipato Vabbè, dei abbiamo dato soldi. Vabbè, gli avete dato una vabbè, mano. insomma, Sono andati a vivere distante da voi? Allora, noi abitiamo a San Marcellino, loro a Lusciano, un piccolo paese Ok. limitrofo, però è Vabbè, poco. un paio di chilometri. no, vicino. Ok, voi avete cercato di mantenere il controllo, suppongo, Andavamo quasi tutti i giorni. tutti i giorni. E là è cominciata la vera e propria violenza, perché fin quando stava in casa l'aveva con... isolata. Sì. Sì, l'aveva Perché fin isolato, quando vabbè. stava in casa con me, allora io vedevo oppure sentivo qualche cosa, io
mi facevo sentire, li chiamavo, li riportavo alla vita reale, invece poi a Luciano no, non è stato così. Là lei veramente ha vissuto tutto quello che Un c'era da bel vivere. giorno del mese quasi. Luigi, parla un po' davanti al microfono, grazie. Un bel giorno del mese di agosto. Sì. Lei mi fa: papà, guarda, io ho trovato casa qua nel parco dove stiamo noi, me ne vorrei venire qua, tu che dici, mi dai una mano? E io non potevo dire di no. Sì. E quindi gli ho dato questa mano che ha fatto prendere questa casa dove abitavamo pure noi. E quindi stava di fronte a noi lei, abitava proprio nel palazzo vicino a noi. E quindi là ci vedevamo tutti i giorni, Lei con lui, stava con chiaramente. noi. Cioè, sì. noi abitavamo al piano terra e lei abitava al primo piano, però eravamo di rimbettaio, quindi ci vedevamo. Lei poi comunque il bimbo stava sempre giù con noi. C'era un rapporto, è come se fosse un'altra volta il rapporto. Quanto tempo è durato il suo matrimonio tra Stefania e quanti anni? Luigi c'ha 3 anni. 2012, cioè anni. 2011, Mario è si nato sono nel 2012. riconosciuti. Mario è nato nel 2012. 2013 e fine 2016, insomma, Perché poi il secondo figlio è arrivato quando si sono trasferiti Sì, sì. 2015 è arrivato il secondo figlio. nell'altra casa. Sì, sempre perché lei poi sperava sempre, siccome lei si pensava che fosse come si dice, l'infermiera, quelle che aiutano La Croce Rossina. la Croce La Croce Rossina. Rossina. Allora quindi lei ha sempre sperato che il marito cambiasse, ha sempre sperato che il marito diventasse, facesse il papà, insomma. Insomma, Poi, il piano aveva seguito tutte le regole Sì, di sempre, sì, di ok? sempre. Quindi mi prendo una ragazza, ok? Le faccio credere l'impossibile, mi metto contro i genitori, ma le ripeto in continuazione: io ti amo, tu sei la mia principessa, la mia regina. Vanno a vivere, come spesso succede, Sì. a casa dei genitori Genitori. per il primo anno, perché nasce un figlio che nasce così all'improvviso. La mossa più importante, come diceva Maria, è ad un certo punto prendila ed isolala, la devi isolare dal mondo intero, mondo intero, sì. perché lei non deve parlare con nessuno, non deve avere amiche, non deve parlare sui social, deve restare a casa e io faccio quello che cacchio mi pare. Ok? infatti lei era 70 kg e portata a 105-110 kg. Ok. Nasce il secondo figlio, non cambia niente perché lui non va a lavorare. In Amore criminale il papà spiega che in realtà tu gli crei una serie di possibilità Sì. aprendogli Sì. anche questo bar. Bar, sì. Lui in questo bar non scende mai a lavorare, Mai. se ricordo bene dice una roba e lo abbiamo aperto in un posto sbagliato perché in quella strada non non passa era vero, nessuno, non era vero, ma in realtà non era vero. non era vero. Questo bar fallisce, si chiude lui, sì. questo bar, non c'è uno stipendio, quindi non c'è la possibilità. A quel punto, se mi permetti, a quel punto Stefania fa così, vedi? Si bacia le mani e dice: adesso vado a lavorare io. Va a lavorare lei. Sì. E manda i curriculum, essendo Stefania diplomata e poi avendo pure Si è socio presa altri assistente. diplomi, oltre all'operatrice turistica, lei ha fatto l'operatore per l'infanzia, sociosanitario e ha lavorato, ha mandato questi curriculum nelle cliniche. Certo, È una clinica, l'ha assunta l'assume. e devo dire la verità che ad oggi mi sono ancora vicini. A Natale pensano ai bimbi e la amano perché veramente Stefania Qua, ha la Villa lasciato Diana. la Villa Diana, la Villa Fioretti. Ci sono i proprietari che sono delle persone squisitissime. Tutti gli anni mi chiamano e fanno dei bei regali ai bimbi. C'è un unico piccolo problema però, che è quello che sembra un passo normale, cioè di chi deve vivere e quindi ha bisogno di lavorare e finalmente riesce a trovare un posto di lavoro, fa saltare E quello è i successo. nervi Bravo. Sì. di questo, Sì. di questo signore. Tra l'altro in Amore criminale è spiegato benissimo Nicola, perché si vede di questa, lì c'è la ricostruzione, chiaramente si vede questa ragazza che lavora in questa clinica e di questo signore che la perseguita in tutti i modi possibili, arriva sopra la clinica, sì, lei anche. parla, se Iniziò a ricordo pretendere bene, 10 Sì. euro al giorno da lei. cominciò a pretendere 10 euro al Da giorno. lei. Ad un certo punto c'è poi un momento. Che Stefania dice basta,
perché Stefania poi lavorando si sentiva poco più libera, ma libera non è che chissà che cosa potesse fare, ma già il fatto che lei poteva pagare il pigione, Certo, poteva pagare il certo. condominio, poteva pagare la bolletta, già era un grandissimo passo, una grandissima soddisfazione per lei. Nel momento in cui dici basta, Basta, però è però troppo purtroppo, tardi, sì, Troppo tardi. sì, perché ci sei dentro mano e piedi, sì, il progetto è già scritto. sì. Vuoi sentire una cosa bella che ha fatto lei? Nel frattempo che lavorava, si conservò a poco, erano pochi soldi, 500-600 quando era. Perché era a ottobre e stava per venire Natale, lei pensò di farmi un regalo, nel senso che mi fece un buono fruttifico a me intestato, perché lei voleva ricambiare, voleva dire papà guarda io adesso sto lavorando, ti posso ricambiare qualcosa. E mi sono servito per i funerali. E vabbè, torniamo a noi. Comunque, il fatto che lei potesse pagare già il condominio e queste cose qua per lei era una soddisfazione. Lei, l'ultimo grande sacrificio che veramente ha fatto per i bambini, gli ha colmato la cameretta. Cioè, sono cose che per chi ci ascolta possono essere cose banali, ma chi ci ha vissuto, e io so quella cameretta, quanto sacrificio mia figlia ha fatto, ha lavorato giorni e notte, ma veramente giorni e notte, per poter comprare quella cameretta ai bimbi. E io quella cameretta non l'ho tolta, ce l'ho in casa mia, ho tolto la mia cameretta e l'ho messa e ci dormono i bambini e tutte le sere io dico a Mario questa è la cameretta che ha regalato mamma tua, è il colore che tu sceglievi. Mario mi fa io la volevo rossa e lui invece l'ha comprata azzurra. Nonna te la comprerà rossa quando diventerai più grande, non ti preoccupare, però questa sappi una cosa, che è la cameretta che ti ha comprato mamma tua. E sono delle soddisfazioni, avendo questa storia bruttissima alle spalle, vedere Tante tutte, cose da dire ancora. vedere queste cose, insomma, ti lasciano veramente un segno, perché mia figlia non meritava tutto questo. Ma io penso che nessuno meriti di morire per mano di una persona che ti deve proteggere, di una persona che ti deve amare, di una persona che ti deve rispettare. Non è giusto. Non è giusto fare la fine così presa e essere messa in casa a lavare, a stirare, a fare. È una cosa che la donna deve fare, ma prima di fare questo si deve realizzare. E io questo è quello che dico a tutte le ragazze. Vi dovete prima realizzare, dovete diventare prima padrone di voi stesse. E se l'uomo che ti sta accanto è geloso, guarda che la gelosia è il primo campanello d'allarme. La gelosia non è amore. Il vero amore è quando ti rispettano per quello che sei, per quello che devi fare, per quello che vuoi essere. Non ti devono non ti devono chiudere in casa, anche se il partner lavora e ti potrebbe dare, tra virgolette, tutto quello che tu vorresti, ma non è così, non è questa la vita, non è questa. Anche io, lui per esempio ha sempre lavorato, lui è un tutore della legge, ha sempre lavorato. E quando abbiamo scelto di sposarci, io non sono voluta stare in casa. Io sapevo che a lui non faceva piacere che io lavorassi, perché diceva io ti do tutto, ma il tuo tutto non è quello che voglio io. Se io voglio un qualche cosa in più, io non mi posso basare su quello che mi puoi dare tu. È sempre questo quello che dico, ho sempre detto alle mie figlie e dico a tutti quanti. Io devo avere una mia indipendenza, anche se lui mi può dare la luna, ma se io voglio Marte, se io voglio Giove, perché mi devo accontentare? Quindi ragazze, non accontentatevi del nulla, del poco. Se avete delle possibilità, delle probabilità di avere di più, fatelo, perché è giusto che sia così. Non so quanto tempo abbiamo ancora. Luigi, non so quanto tempo abbiamo ancora. abbiamo, guarda, pochissimi minuti. Se la prossima volta ci sarà una prossima volta, porteremo delle lettere scritte Ci da sarà Stefanio. sicuro una prossima Sì. volta. Allora, prima di chiudere, innanzitutto mi auguro che abbiate messo il numero di Maria da qualche parte, eccolo qua. Lo vedo là, Sì. 339 209 5948. Qualora, voglio dire, no, qualche donna sentisse il bisogno di scambiare quattro chiacchiere, anche di avere delle indicazioni, Certo. credo che Maria, che ha messo la sua vita a disposizione delle donne, e sia molto, molto felice
di potervi aiutare. 339 209 5948. I genitori di Stefania credo che abbiate tutti i modi, perché in questi Sì, ma anni credo che siate stati noi siamo raggiunti, facilmente no? raggiungibili Siete su stati- Messenger, su Facebook, anzi veramente la nostra testimonianza sta servendo anche a molte donne. Io Certo, sono stata contattata da una donna la quale sta subendo violenza da 25 anni, però sai cosa mi ha detto? Io non voglio essere aiutata, voglio aiutare mio marito, perché a volte ci stanno anche questi casi che chiedono anche l'aiuto del partner, perché l'aiuto comunque da entrambe le parti. Possiamo recuperare sia l'uno che l'altra. Nel nostro piccolo, quello che possiamo consigliare, li possiamo, ecco, io vedo pure il numero il numero verde 1522, che è il numero importantissimo, il numero della Dream Team, che è anche un'associazione che fa parte, che aiuta molto le donne. Ci stanno anche sul web, ci stanno anche altre associazioni, tipo come Libera dalla violenza, che è un'associazione che risponde proprio sul web. Quindi se uno ha problemi, che vuole parlarne, non vuole essere riconosciuto, che non vuole, perché ha vergogna, perché ha paura, perché ha paura che ci siano delle conseguenze, si possono anche sul web andare su queste associazioni, che è tutto in anonimo, è tutto... Allora, credo che il messaggio sia passato chiaro. E nel momento in cui percepite che siete state isolate o che avete avuto in questo isolamento uno schiaffo, uno spintone, una mala parola di troppo e roba varia, lo abbiamo detto anche l'altra volta io e te, non tutte siete disposte o siete nel tempo giusto, avete metabolizzato tutto per poter arrivare alla denuncia. Però non fatevi isolare sempre di più. Decidete qualcuno con il quale parlarne. Io, Vai, Adriana. io sai come faccio la sera quando vado, quando ho i miei 5 minuti di tempo libero, faccio il conto di quello che ho fatto durante la giornata. E se capisco che durante la giornata c'è stato un qualche cosa che non mi ritornava il conto, io il giorno dopo non lo rifaccio. Quindi io mi sento proprio di dire questo, la sera fatevi un resoconto di come è andata la vostra giornata, di come l'avete passata. Siete contenti di quello che è successo oggi? Avete avuto tutto quello che vi meritate? C'è stato qualche cosa che non è andato? Non chiudetevi in voi stesso, ma il giorno dopo ripassatelo, rifatelo e non rifate quello che avete fatto il giorno prima. Non fate come ha fatto Stefani, che non ha denunciato e poi ha scritto delle lettere. Vabbè, comunque. Allora, ci rivediamo sicuramente, anche con queste lettere se ne avete Io ce voglia. l'avevo portate le lettere, se non Ma ci rivediamo e non si deve smettere mai di parlare mai, di queste mai, cose. mai, E, mai. e non c'è nessuno che può farlo meglio di voi. Nessuno può parlare meglio alle donne di due genitori che vivono in uno stato. Io vi vedo, sapete che posso dire una cosa che mi fa un sacco di piacere, e che io vi ho guardato negli occhi, sono abituato a farlo sempre, e che nonostante tutto io ci vedo una luce bellissima. Sono i bambini che ci fanno stare Cioè, così. io ci vedo un sorriso meraviglioso, Dobbiamo- sia nei tuoi occhi, ma anche negli occhi di Luigi. E vedo una forza, un'energia che è Ma noi, fortissima. noi dobbiamo crescere due bambini e non è facile. Lui ha 60 anni, io ho 56 anni, non è facile crescere un bambino di 4 anni e un bambino di 6 anni. Non è facile. Ci vuole veramente tanta forza. Questa forza ce l'ha da Ne Stefania. parleremo la prossima volta. Io sono andato in pensione per i bambini. Io mi sono messo in pensione per i bambini. Vi ringrazio un sacco, veramente. Io ringrazio voi Maria, e spero che questa trasmissione veramente serva a qualcun altro e non si senti più parlare di una Stefania Formicola. vorrei che chiudesse Maria. Sì, come vi avevo detto all'inizio, non è facile parlare adesso. No, lo so. Quello che tu vedi nei loro occhi è l'amore ininterrotto per la loro figlia ed è anche questo senso di necessità di costruire, di non rassegnarsi. La cosa grandiosa di Adriana e Luigi è che non parlano della parte finale. Quella c'è, quella non la rimuovi più, quella non la puoi più spostare. Ma quello che fanno è questo lavoro infinito per le altre, perché alle altre non possa capitare quello che
è capitato a Stefania, e tu con la tua sensibilità, insieme l'abbiamo fatto la volta scorsa, di dare forza, cioè di far comprendere che questo succede nella normalità della vita della nostra vicina di casa o di nostra figlia o di nostra sorella, e questo non deve capitare, è questo che non deve capitare, che qualcuno possa pensare che sia normale che a una ragazza siano stati strappati i sogni. E io continuo a ringraziarvi, loro per la forza di raccontare quello che c'era, la storia di Stefania, non la morte di Stefania, e voi, tu Ettore, insieme a Nunzio e la radio, la televisione, la voglia di far arrivare questo fuori, che ognuna di noi ha diritto ad avere dei sogni e a realizzarli, e non cedere mai all'inganno di chi, in nome di un amore, ti chiede invece di rinunciare a quello e a tanto altro. Per cui, come ci diciamo, se serve anche a una, siamo qua. Allora, intanto ci vediamo prestissimo. Io volevo ringraziare facendo anche i nomi e cognomi, perché mi sembra giusto, nel senso che ve l'abbiamo detto, io ve l'ho detto anche l'altra volta quando abbiamo fatto la prima puntata con Maria, questa è una televisione libera, commerciale, e insomma capirete che non è facile che avvenga un fatto del genere, ma devo ringraziare enormemente il lavoro, la sensibilità di Nunzio Marigliano, ringraziare Andrea Marigliano, ringraziare i fratelli Marigliano, Enzo Marigliano e Ciro Marigliano, che ci permettono tutto questo, ringraziare Pino Fontana che ci mette in onda, e grazie a voi assai, ci vediamo presto, grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti voi. Grazie.